Vieni a Matera, è ovvio che salverai questo video per sapere dove mangiare la miglior cucina tipica. Parliamo del primo ristorante nato fra i sassi di Matera circa 35 anni fa e che sorge in questa location a dir poco stupenda. E c'è anche questa suggestiva terrazza panoramica. Ho scelto il menù degustazione ed ho iniziato da una serie di antipasti della tradizione. Uno più buono dell'altro e non può mancare un assaggio dei peperoni cruschi. A seguire le orecchiette con pomodorino fresco, salsiccia pezzente e funghi cardoncelli. Capocollo cotto a bassa temperatura e laccato al miele con scarola, una carne che si scioglieva. Poi un fuorimenù, il raviolo liquido con pecorino di moliterno e tartufo. E anche un secondo extra, le ribs con fondo bruno, con la carne che solo a guardarla si staccava dall'osso, una cosa pazzesca. Si chiude con la mousse di ricotta, cioccolato e fichi su biscotto croccante. Da Austin Matera il menù degustazione costa 38 euro. Il locale è anche pizzeria, nominata tra le eccellenti della Basilicata. Austin da non perdere a Matera. Amiche e amici di Officina Mediterranea, buonasera e ben trovati alla puntata numero 118 della Storia in Memoria. Questa sera parleremo di artisti napolitani in Spagna, ricordando che quando c'era il Regno di Napoli i cittadini erano napolitani. E allora, prima di dare la sigla e di ritrovarci, vorrei ricordare a tutti che è partito il bando della prima tappa del Festival internazionale di Officina Mediterranea e con la prima tappa a Lecce. È prevista una sezione letteraria, una sezione artistica e sezione di arti visive. Sulle pagine di Facebook, ma anche sugli altri social di Officina Mediterranea, è possibile vedere il bando con tutte le regole previste per potervi partecipare. Mi raccomando, siate numerosi. Detto questo, io direi che è proprio il momento di mandare la sigla e di rivederci tra poco. Vi aspetto. Ben ritrovati. Dunque, questa sera ci occupiamo degli artisti napolitani, quindi si intende gli artisti che sono nati a Napoli, ma anche gli artisti che sono nati in Puglia, insomma gli artisti che abitavano nel Regno di Napoli. E questi artisti, almeno quelli più famosi, hanno lasciato delle tracce importantissime in Spagna. Per Spagna non intendo soltanto Madrid, ma proprio nell'intero
continente, nell'intera terra spagnola, finanche nelle isole. Perché è vero che durante la permanenza spagnola a Napoli gli spagnoli hanno lasciato traccia del proprio passaggio, a Napoli, ma è anche vero il contrario, perché attraverso le committenze, dei nobili, degli ecclesiastici, opere di grandi pittori, scultori, ma anche musicisti napolitani arrivavano in Spagna e lì, alcune di loro sono rimaste. Però è anche vero che molti artisti napolitani, ricevevano l'invito, personale del re di Spagna a recarsi alla corte di Madrid per poter lavorare. Ci sono anche delle storie affascinanti, a tratti leggendarie sicuramente, ma che comunque meritano di essere conosciute. Dunque io, partirei da molto, molto lontano, 1536. 1536. Dunque, voi sapevate che se non il più antico presepe spagnolo, ma almeno uno dei più antichi, si trova al Palma de Mallorca, quindi nell'isola, e che è di fattura napolitana. Io l'ho scoperto da poco perché mi occupo nella mia pagina Facebook di cultura ispano-napolitana. Vi invito comunque ad accedere alla pagina e magari a cliccare mi piace. Dunque, nel 1536, se Donato ci vuole inviare questa bellissima immagine del presepe, eccolo. Allora, questo è il presepe di Palma de Mallorca, è custodito in una chiesa di Palma de Mallorca ed è importantissimo per i maiorchini, costituisce una tradizione cristiana e costituisce una radice identitaria. Ebbene, questo presepe che noi vediamo è costituito dalla Natività, si pensi che il San Giuseppe è alto 1,80 m circa. Chiaramente con il passare del tempo, ad esempio il bambinello è di fattura successiva e di epoca successiva, però i 6 angeli, 3 a destra e 3 a sinistra, sono quasi, quasi certamente di fattura napolitana. Allora si narra che nel 1536 una nave contenente dei pezzi sacri, si racconta che fosse in viaggio, probabilmente da Napoli verso la Spagna. Al largo la nave fu colta da tempesta terribile e quindi a fatica riuscì ad approdare sulle rive dell'isola di Palma di Maiorca, attratta da una luce lontana. Questa luce lontana era la luce del monastero di Palma de Mallorca e quindi furono i monaci ad accogliere l'equipaggio di questa nave e il suo capitano. Per grazia ricevuta, il capitano promise di donare alla chiesa una natività importante che conteneva a bordo, ma nel momento in cui il parroco della chiesa espresse il desiderio di avere una natività di gran pregio, il capitano iniziò a protestare e quindi alla fine non mantenne alla promessa. Il giorno dopo, secondo la leggenda, con il bel tempo, il capitano tentò di salpare dal porto di Palma di Maiorca, però la nave non si mosse, nonostante le abili manovre e l'intenzione di andar via. Quindi il capitano si rese conto che era volere divino che lui mantenesse la propria promessa e quindi ritornò indietro e consegnò la meravigliosa opera scultorea che oggi è la gioia di tutti i maiorchini, ma direi anche la gioia nostra, credo, da questo momento. È da dire anche che quest'anno, dopo più di 10 anni di assenza, questo presepe è ritornato al pubblico perché è stato chiuso nei ripostigli
della chiesa e quindi non è stato visibile. Poi attraverso delle opere di restauro è stato riaperto al pubblico. Va detto per precisione che questo presepe napolitano è stato attribuito ai fratelli Alemanno da Rudolf Berliner. Successivamente l'esperta contemporanea Letizia Arbeteta ha dedicato più di un libro a questa manifattura napolitana. Ricordiamo che i fratelli Alemanno sono gli autori di una splendida natività composta da sculture molto grandi, molto simili. Io le ho comparate, cioè le ho viste, almeno quella spagnola l'ho vista in immagine, quella napoletana l'ho vista più volte e mi riferisco al presepe che si trova alla Certosa di San Martino. Sono molto similari. Fatto sta che c'è anche poi qualche mistero, perché ci si chiede come mai si è aggiunta lì questa grande opera d'arte, anche perché queste statue sono arrivate nel 1536 a Palma de Mallorca, però sono datate 1480, quindi erano dei pezzi che già avevano 50 anni. Probabilmente erano dei pezzi di seconda mano, datati, e per questo motivo andavano un po' nelle isole, nella periferia. Forse è anche vero che gli Alemanno, che avevano eseguito il presepe che attualmente si trovano nella Certosa di San Martino, lavoravano per Fernando d'Aragona, che era duca di Calabria, quindi stava in Italia, ma era anche viceré di Valenza, che poi non è così lontana da Palma de Mallorca. Non è certa ancora la storia precisa, fatto sta che il presepe è lì ed è veramente, sia pure con i suoi tratti un po' leggendari, molto molto affascinante. Dunque, 100 anni dopo, quindi arriviamo nel 1636, viene edificata a Salamanca per ordine del conte Monterey, che è stato viceré a Napoli, viene edificata la chiesa della Purissima, gli spagnoli chiamano Iglesia della Purissima. È la seconda immagine che io ho preparato. Ecco, allora, la Iglesia della Purissima, la chiesa della Purissima, la Purissima è riferito alla Vergine, è stata costruita per ordine del conte di Monterey, che è stato viceré di Napoli e che, per inquadrarlo storicamente, fu testimone oculare della spaventosa eruzione del Vesuvio del 1631. Nel 1631 il Vesuvio eruttò e, secondo il racconto religioso, i napoletani chiesero la grazia a San Gennaro di fermare l'eruzione. A tal proposito vi è al Museo di San Martino a Napoli un quadro eloquente di Micco Spadaro che ritrae l'eruzione in atto e tutto il popolo che si reca presso San Gennaro con la speranza che il santo faccia il miracolo. Tra queste persone che chiedono la grazia ci sono anche i nobili e lo stesso viceré, il conte di Monterey, che da Micco Spadaro è il ritratto girato, quindi lo si vede in volto. Il viceré ne fu sconvolto da quello che aveva visto, tanto è vero che ordinò un'epigrafe nota come Epigrafe del Viceré. In questa epigrafe il viceré voleva avvisare i posteri di scappare dalle terre vesuviane dopo alcuni segnali che erano premonitori di una catastrofe vulcanica. Attualmente l'epigrafe del viceré si trova a Portici,
una strada principale e lo dico per esperienza personale perché conosco professoresse che portano gli alunni a vedere l'epigrafe del Viceré, a commentare, a studiare e a comprendere, perché risulta anche essere uno dei primi manifesti di soccorso, di aiuto per le popolazioni future. Il Viceré portò tracce della sua esperienza traumatica anche poi una volta rientrato in Spagna, perché questo quadro che adesso stiamo tutti vedendo, che è opera di Giuseppe de Ribera, chiamato dai napoletani lo Spagnoletto, è stato realizzato a Napoli insieme ad altri capolavori e portato in Spagna, a Salamanca, dopo un trasporto molto complicato, perché qui si tratta di una tela abbastanza grande. Chiaramente io in questa puntata, che dura mediamente 30 minuti, ho dovuto fare una cernita delle cernite, perché le opere ne erano tantissime nella chiesa della Purissima. C'è un gruppo scultoreo della Pietà che è straordinaria, che è di Cosimo Fanzago, che è stata realizzata a Napoli, quindi un'opera napolitana. C'è una Madonna dell'Immacolata, anche che è straordinaria. Io ho scelto questa perché, come si può vedere, ha il San Gennaro, che dimostra proprio quanto fosse diventato napolitano lo Spagnoletto, il San Gennaro con questo mantello importantissimo con lo sguardo in cielo e poi questa mano destra che benedice come se stesse in diretto contatto con Dio. Poi si trova su una nuvola con degli angeli che creano un movimento in trasversale e poi si vede sotto il Vesuvio che sta eruttando. Veramente un capolavoro che dimostra più che mai quanto fosse stretto e intercambiabile il rapporto tra Napoli-Spagna, Spagna-Napoli. Questo quadro è anche importante perché qui vi è un'evoluzione dello Spagnoletto che si libera, che supera che il tenebrismo di Caravaggio, che aveva sperimentato a Napoli, e usa dei toni molto più chiari, tipici della scuola di Venezia. La chiesa della Purissima è considerata un enclave napoletano in Spagna, è veramente una testimonianza straordinaria. C'è un libro di una studiosa, di Paola Setaro, che si è occupata della Purissima con le altre opere contenute, ma per amore di verità va anche detto che è grazie ad Ángela Madruga Real che nel 1983, con una tesi molto dettagliata, ha riportato all'attenzione una storia che gli stessi spagnoli, ma anche noi napoletani, non conoscevano fino in fondo, e si suppone che ci siano ancora altre pagine di storia ispano-napoletana da scrivere. Dunque, siamo andati dal 1536 ad un secolo successivo, 1636. Non sono soltanto le opere d'arte intese come pittura a presenziare in Spagna. Da Napoli si sviluppò si chiama hechura napolitana, cioè un made in Naples, un fatto a Napoli, a partire dalla fine del 1600. Siamo nel 1689, andiamo ancora un pochino in avanti, ed è molto famoso, molto importante Nicola Fumo. Ecco. Allora, Nicola Fumo è nato nel villaggio saragnano, frazione di Baronissi, nel Salernitano. Nicola Fumo fu
soprannominato da Carlo II, il re Carlo II, scultore del re. Io credo che quest'opera in legno policromo, attenzione, non siamo con il marmo, questo Cristo caduto portando la croce del 1698 è in legno policromo. Sembra marmo, tanto che è bello, e si trova nella chiesa di San Genesio a Madrid. Nicola Fumo andò anche in Spagna, però riceveva anche delle commissioni dalla Spagna e quindi le sue opere partivano attraverso il porto di Napoli, quindi via mare, partivano alla volta della corte del re di Spagna. A questo proposito è molto interessante soffermare la nostra attenzione sulla Vergine degli Angeli. È l'immagine successiva, la Vergine degli Angeli. Ecco, anche questa è in legno policromo. Questa qui però è in formato terzino. Cosa significa formato terzino? È il formato che corrisponde ad un terzo dell'altezza delle sculture tradizionali. Questa statua straordinaria misura 77 centimetri ed era quindi particolarmente indicata per il trasporto via mare, perché era più piccola, quindi più maneggevole da sistemare e da far viaggiare. E questa rappresenta un esempio mirabile del fatto a Napoli. Un'opera che è quasi uguale, però in formato tradizionale, quindi 3 volte, 2 metri, giù di lì, la troviamo a Lecce, perché Nicola Fumo riceveva committenze da tutto il Regno di Napoli e dalla Spagna. Molto, molto importante anche la scultura successiva che io ho proposto. Chiaramente ce ne sono tante altre, però ripeto, era proprio necessaria una cernita. Allora, questa è il San Gabriele e il Demonio. 1699 si trova ad Agreda. Allora, gli esperti ritengono che questa maestria abbia poi ispirato la famosa scultrice La Roldana, soprannominata La Roldana, di cui attualmente a Napoli abbiamo degli esemplari straordinari in mostra presso le Gallerie d'Italia a Via Toledo. Io vi invito ad affrettarvi perché credo che per le prime 2 decadi di marzo, poi la mostra sarà chiusa, di andare a vedere la mostra di Napoli e il Seicento, che è incentrata sulle figure femminili. Quindi ecco l'importanza della scultura di Nicola Fumo, che tra l'altro è anche oggetto di studi e di investigazioni degli studiosi spagnoli. Allora, oltre a Nicola Fumo, c'è anche Giacomo Colombo. Giacomo Colombo era nativo di Este, quindi padovano, però napolitano artisticamente. Giacomo Colombo, come Nicola Fumo, vendeva le sue opere per tutto il regno e anche fuori. Di lui c'è una splendida testimonianza di un Cristo alla colonna. Se la regia ci mostra questo eccolo, questo capolavoro è un Cristo alla colonna che si trova a Madrid, precisamente Cattedrale dell'Almudena. Veramente un capolavoro. Sembra di marmo, ma non lo è. E poi abbiamo del 1723, quindi andiamo al secolo successivo, la Vergine della Carità che si trova a Cartagena.
dove vediamo questa Vergine affranta per il Cristo completamente accasciato, completamente sofferente. Adesso invece, dopo la scultura in legno policromo, ecco, ritorno di nuovo alla pittura. Questa è la meravigliosa il meraviglioso trionfo della monarchia spagnola, realizzato tra il 1692 e il 1693, da Luca Giordano, il famoso Luca fa presto. E Luca Giordano era un allora c'è una chiede Veronica, ciao, se noi possiamo considerare questi artisti come veri ambasciatori culturali del Regno di Napoli. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io quando ho visitato l'Escorial, perché quest'opera si trova nella Escalera, nella volta dell'Escalera dell'Escorial, ho potuto ammirare personalmente queste opere. È comunque bello, un motivo di orgoglio sentir dire che quest'opera è di Luca Giordano, secondo la pronuncia spagnola. Luca Giordano per noi. Allora, Luca Giordano era già famoso a Napoli e quindi quando c'era questo cantiere aperto dell'Escorial, il sovrano volle la sua presenza. Chiaramente anche per questo caso io ho scelto soltanto un'opera, poi c'è un meraviglioso giudizio finale e tanto altro, però io credo che già questa no, un attimino, questa no. Allora non ancora. Allora, ma la volta dell'Escalera è un esempio mirabile, anche di politica di Luca Giordano. Luca Giordano sapeva molto bene come conquistarsi la fiducia e la stima dei sovrani, perché il trionfo della monarchia spagnola altro non è che la celebrazione della casata spagnola e quindi per questo e anche per le sue doti pittoriche, Luca Giordano man mano divenne molto influente alla corte di Spagna. Tanto è vero che fu lui che consigliò al re di fare arrivare in Spagna da Napoli Andrea Belvedere, quello che ha realizzato l'opera successiva che Donato ci ha giustamente anticipato. Perché, ecco, sì, Gabriele Gaio dice bellissimi quei fiori, eccoli, ma io sono d'accordo con te, d'accordissimo. Allora, Andrea Belvedere era un fiorante. E chi sono i fioranti? Coloro che dipingono principalmente dei fiori. Però attenzione, hanno comunque delle idee riflessive comunque questi dipinti, perché non sono dipinti soltanto dei fiori nel loro splendore, ma anche dei fiori che stanno seccando, che stanno morendo e questo è un monito riguardo alla caducità della vita umana. Io che seguo le pagine dei musei spagnoli ho visto con piacere che questo quadro che è esposto, vediamo un pochino, al Prado, è un bel quadro di 151 per 100 centimetri, quindi molto grande, viene molto attenzionato perché è un quadro che intanto elenca una moltitudine di specie floreali. Noi troviamo le rose, i tulipani, ma la particolarità è che Andrea Belvedere dipinge le gocce sui fiori. Quindi è un quadro estremamente vivo, reale. Addirittura questo servizio che è stato postato sul Museo del Prado si intitolava proprio Il profumo dell'opera di Andrea Belvedere, perché è così reale da sembrare vero. Si vede semplicemente, ha una struttura piramidale ed è molto molto prezioso anche il vaso che ospita tutta questa composizione. Ehm,
Un quadro del genere io l'ho anche visto ed è bellissimo al Museo Correale di Sorrento. Magari non per tutti è proprio semplicissimo andare al Prado, però sicuramente il Museo Correale di Sorrento espone questo genere dei fioranti e ci sono anche dei quadri proprio di Andrea Belvedere. Allora, come proseguì poi la vicenda spagnola di Andrea Belvedere, non proprio nel migliore dei modi, perché il Belvedere, che era stato consigliato da Luca Giordano, si sentì messo in secondo piano dal pittore e quindi lui, che era abituato ad avere un posto importante a Napoli, si sentì un pochettino eclissato e quindi rientrò a Napoli, dove rientrò nel 1700 alla morte di Carlo II e rientrò a Napoli con un vitalizio, quindi ben al sicuro economicamente, abbandonò la pittura e si dedicò al teatro. Andrea Belvedere. Allora, io penso sì, abbiamo ancora un pochino di tempo perché a questo punto, vorrei accennare, anche ad un'importantissima testimonianza musicale, una tra le tante, di un artista napolitano. Allora, siamo nel 1737, anno in cui il famoso soprano Farinelli, il castrato, che era nativo di Andria, famosissimo in tutto il regno di Napoli per la sua voce strepitosa, viene invitato con molta urgenza dalla regina di Spagna Elisabetta Farnese, perché il suo consorte, il re Filippo V, soffriva di nevrastenia e malinconia. Allora, il re era arrivato ad un punto in cui stava sempre a letto al buio, non si radeva più, non si lavava più, aveva la barba lunga, non voleva pettinarsi e neanche voleva tagliarsi le unghie. La corte era a soqquadro, anche perché il sovrano dormiva di giorno, si alzava di notte, era molto irritabile e quindi dopo i vari rimedi tentati, la regina si persuase a chiamare il famoso soprano Farinelli per tentare di alleviare le pene di suo marito con la musica che era tanto apprezzata dal sovrano. Si racconta che una volta udita la voce di Farinelli, il re si sentì meglio, uscì dalla stanza, accettò di curare l'immagine personale, la propria igiene e offrì a Farinelli uno stipendio di 2000 ducati al mese. Non era poco per l'epoca. Fu addirittura nominato criado familiar, che era un titolo che si contemplava per le persone nobili. Anche il figlio di Filippo V, Ferdinando VI, e sua moglie Barbara di Braganza trattarono con ogni riguardo il Farinelli, che divenne anche un personaggio molto molto potente. Io vorrei chiedere di condividere il quadro di Farinelli. È l'ultima immagine, eccolo. Allora, questo stesso quadro che noi stiamo vedendo è stato realizzato da Jacopo Amigoni, che era un pittore napoletano nato a Napoli, che fu invitato da Farinelli a corte e realizzò vari quadri, tra i quali proprio quello del grande musicista. Allora, ci sono delle testimonianze nei carteggi del Farinelli che raccontano proprio la scansione della terapia musicale verso il sovrano. A tal proposito possiamo dire che questo è proprio un esempio pionieristico di musicoterapia,
praticamente doveva essere eseguito Pallido Sole dall'Artaserse di Asse, con un certo ritmo più volte al giorno, alternato con altri brani e con altre esecuzioni. Per correttezza va anche detto però che questo sicuramente è un racconto probabilmente anche con dei tratti romanzati, un pochino leggendari, tanto è vero che io ho trovato anche da parte di un musicologo spagnolo, Daniel Martín Sáez, che ritiene che sia stata molto arricchita di elementi leggendari questa presenza di Farinelli alla corte spagnola. Però quello che io credo, che sia leggendario o meno, che lui sia stato benefico per la salute del re, ciò che è reale e concreto che una testimonianza musicale napolitana c'è in Spagna e anche l'opera stessa del Farinelli, che fu organizzatore di spettacoli, che appunto promuoveva l'arrivo di artisti, questo è un dato di fatto storico. Bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Spero di avervi quantomeno incuriosito, perché è certo che non ho potuto affrontare tutto, c'è ancora moltissimo ancora da conoscere, da scoprire. Io credo che sia anche il caso di una successiva puntata in tal senso, perché posso assicurare che l'argomento è stato appena accennato. Bene, io con questo vi ringrazio per avermi ascoltato, ringrazio Donato per la sua regia e ringrazio Enrico Fagnano che mi ha dato l'opportunità e che mi ha suggerito questo argomento. Quindi grazie a tutti e alla prossima. Buona serata.